E commentiamo la notizia con Raffaele Padrone dell'FSP Polizia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a lei, grazie Taglia. I furti sono tra i reati più comuni. Solo poche settimane fa il processo per lui si è già concluso. E commentiamo la notizia con Raffaele Padrone dell'FSP Polizia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a lei, grazie Taglia. I furti sono tra i reati più comuni nel Pordenonese, ci si può muovere in un certo modo per prevenirle, insomma, e quindi i cittadini come possono fare per evitare di essere vittima di questi furti? Ma diciamo che questa tipologia di reato è un reato che, ahimè, non va in pensione, diversamente dalla polizia, delle forze dell'ordine, dagli uomini delle forze dell'ordine che ormai hanno una certa età. Questi invece sono delinquenti che ormai sono un reato che esiste da sempre, no? Ed è un reato che magari in questo periodo, soprattutto poi avvicinarsi delle ferie estive, avrà sicuramente un'escalation, perché come vedete sono reati commessi da persone che niente hanno a che fare, a che vedere col territorio italiano. Lo dico senza se, senza ma, come si dice, ed è chiaramente una situazione gravissima, una situazione che noi lamentiamo e ogni volta siamo qui a discuterne. Purtroppo la capillarità della sicurezza nelle nostre vie non esiste, non può esserci, è un'utopia. Anche se è vero che però queste operazioni fanno capire, insomma, che l'attività delle forze dell'ordine è sempre attiva e sempre in auge. Questo un grazie veramente anche agli operatori, a quei pochi operatori che sono rimasti nelle nostre questure, nei nostri commissariati, nelle nostre caserme dei colleghi dell'Arma dei Carabinieri. Notizia di ieri, proprio da parte della polizia è stata smantellata una complessa rete di spaccio di stupefacenti e 9 erano gli indagati, 2 anche gli arresti eseguiti. Chiaramente serve personale per poter affrontare e evitare, insomma, che reti come questa si ingrandiscano e riescano, insomma, a smerciare la droga non solo nel Pordenonese ma anche fuori regione. E la situazione a Pordenone com'è da questo punto di vista? Ma guardi, parliamo anche questo di un reato ormai che ha le sue radici negli anni, e quindi per chi è abituato a seguirmi nella rassegna qui della sicurezza, un reato di cui io parlo sempre, un reato che ci ha lasciato liberi per un periodo, ma che ricordo sempre che è un reato che è tornato in auge purtroppo. Prima lo trovavamo spesso nelle scuole, davanti alle scuole furono eseguiti degli arresti proprio da parte di spacciatori. Qua invece la cosa è molto più importante, molto più particolare, perché sono attività di indagine di circa un anno, e anche qui il plauso va ai colleghi, perché con il pugno di uomini che ormai è rimasta una squadra investigativa come quella dell'antidroga, io credo che questa attività sia un'attività molto importante, soprattutto per i risultati che stanno dando e soprattutto per i risultati che vengono effettuati. Quello che adesso dobbiamo dire è che francamente ci auspichiamo che la magistratura faccia veramente un decorso particolare per queste persone. Gli avvocati avranno a che fare, però sappiamo che nelle nostre carceri queste persone non rimarranno a lungo, e questo la certezza della pena in Italia non esiste, e quindi credo che questa sia una situazione che vada rivista, soprattutto in una riforma giudiziaria, ma soprattutto una riforma carceraria. Anche lì andremo a discutere poi sulla maniera in cui queste persone vengono detenute, ma soprattutto anche sul numero ormai esiguo di personale che sta all'interno a fare la vigilanza alle carceri, quindi anche una polizia penitenziaria ridotta all'osso, no? Per legge servirebbero, per ogni individuo servirebbero 3 uomini,
servirebbe un carcere solo di 900 persone, solamente di 900 agenti, insomma, quindi poi si parla di carcere superaffollate, ma io direi che ormai i superaffollati saranno solamente i CIE, i centri di accoglienza, perché qua di persone che rimangono in carcere purtroppo non ne abbiamo. Questo è uno dei mali, questo è uno dei mali di questa società, ma soprattutto di questa politica che deve intervenire affinché vengano rispettate le norme, le disposizioni, le leggi, affinché una persona che commette un reato deve rimanere in carcere, perché sennò così non è. Allora avremo modo di tornare a parlarne sicuramente. Intanto grazie a Raffaele Padrone Grazie per essere a voi, stato grazie con noi. all'ospitalità come sempre. Continuano i controlli di retrovalico disposti dai carabinieri di Aurisina e finalizzati al controllo del territorio. Sentiamo il bilancio nel servizio di Edoardo Anese.